Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di DOP e IGP Venete e siamo proprio in collegamento con il presidente del consorzio del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco IGP, Andrea Tosatto. Buongiorno Presidente. Sì, buongiorno a tutti voi e grazie. Entriamo subito nel merito del nostro approfondimento. Come sta andando il mercato del radicchio di Treviso e di Castelfranco? Ma il mercato del radicchio di Treviso e i variegati di Castelfranco lo stesso, stanno avendo il loro corso. Siamo nella seconda parte della stagione. Diciamo che per noi quest'anno è l'anno della pandemia, nel senso che l'anno scorso, la stagione scorsa non ha risentito perché ormai il lockdown e eh, tutti i problemi legati alla pandemia sono arrivati in finale di stagione del radicchio. Invece quest'anno abbiamo affrontato tutta la nostra stagione con il nostro ospite Covid e ha un po' compromesso tutto quello che era il lavoro improntato dai nostri soci delle nostre aziende nel mondo dell'oreca, della ristorazione e delle esportazioni. Certo, senta Presidente, noi adesso ci vediamo una pillola così per capire e per conoscere un po' più da vicino questi tre meravigliosi prodotti, e cioè il radicchio di Treviso IGP e di Castelfranco variegato IGP. Il radicchio rosso di Treviso IGP Tardivo proviene da un'area compresa tra le province di Treviso, Padova e Venezia. È ottenuto secondo la tradizionale tecnica di forzatura ed imbianchimento durante la quale i mazzi, dopo la raccolta, che avviene a partire dai primi di novembre, vengono posti in vasche riempite con acqua corrente di risorgiva. Dopo circa 15 giorni, cioè una volta ottenuti i nuovi germogli, si procede con la fase di toilettatura, lavaggio e confezionamento. Una volta pronto, all'aspetto, il radicchio rosso di Treviso IGP Tardivo si presenta nella tipica forma lanceolata, con germogli regolari e compatti che tendono a chiudersi all'apice. Il lembo fogliare si presenta di colore rosso intenso con una nervatura principale di colore bianco. Il radicchio rosso di Treviso IGP Precoce, invece, presenta una taglia piuttosto imponente e richiede meno lavorazioni manuali rispetto al tardivo. La raccolta comincia il 1° settembre e, al contrario del tardivo, la sua maturazione si raggiunge in pieno campo dopo che le foglie vengono legate con un elastico e tenute serrate, prive di luce per 15-20 giorni. Infine il variegato di Castelfranco IGP presenta foglie di colore bianco crema, dalla forma espansa, con nervature poco accentuate, bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato. La sua origine è dovuta dall'incrocio tra il radicchio di Treviso e la Scarola. La raccolta inizia il 1° ottobre, seguono poi i processi per l'imbianchimento che consentono di ottenere il gusto, la croccantezza, i colori e la forma che rendono così speciale questa cicoria. Presidente, abbiamo accennato un po' al mercato e i prezzi invece come stanno andando? Come sono? Sono soddisfatti i produttori? Beh, allora, parlare di prezzi è sempre delicato e bisogna capire a che punto della filiera vogliamo considerare i prezzi. Diciamo che tendenzialmente la stagione è sempre stata una stagione abbastanza sottotono perché si è registrato un più pressoché costante abbondanza di prodotto nel mercato, e quindi sappiamo che quando c'è parecchia offerta il prezzo non può mai essere il massimo. Diciamo che per i radicchi rossi di Treviso GP e variegato di Castelfranco comunque si conferma un prodotto leader sul mercato e quindi preserva in quanto nicchia di mercato anche la fascia del prezzo. Quindi mi sento di dire che i produttori e i distributori che hanno a che fare con questo prodotto comunque rispetto agli altri prodotti sono salvaguardati. Tutto sommato non va male. Senta, Presidente, dov'è che va a finire il radicchio di Treviso e di Castelfranco? Quali sono i mercati di sbocco, principali mercati di sbocco sia nazionali che stranieri? Beh, allora negli ultimi anni si è fatto un gran lavoro di promozione e di spinta, specialmente nei mercati esteri o comunque dove non veniva distribuito. Se parliamo di estero, sicuramente Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera. Se parliamo di extra UE, anche
Emirati Arabi, qualcosa in Giappone, comunque nelle grosse capitali mondiali, ecco. Invece per quanto riguarda l'Italia, ormai è presente nelle grosse capitali regionali, diciamo, quindi Lombardia, Piemonte, Veneto ovviamente, un po' in tutto il nord e centro Italia, ma si stanno guadagnando anche degli spazi distributivi al meridione, in Sicilia. Quindi siamo veramente soddisfatti. In quest'anno come consorzio abbiamo spinto in una campagna social e abbiamo appena finito uno spot televisivo che andrà nelle principali reti, ecco. Quanti sono i produttori di radicchio di Treviso e di Castelfranco complessivamente? Allora, i nostri soci sono poco più di un centinaio, 110 se non ricordo male, ripartiti più o meno al 70% per il Treviso e un 30% per il variegato di Castelfranco. Teniamo conto che mediamente un produttore di variegato di Castelfranco esprime più volumi rispetto a un produttore di radicchio di Treviso, in quanto per fare il radicchio di Treviso di qualità serve molta più manodopera e quindi non si possono fare i quantitativi. Bene, grazie Presidente, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo il Presidente Andrea Tosato del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso, di Castelfranco, variegato di Castelfranco IGP. Grazie ancora e un arrivederci alla prossima occasione. Bene, grazie e un saluto a tutti.